Grazia, prima dei romanzi più celebri e della consacrazione del Nobel, gli anni della definizione della sua personalità, della fatica, l'ostinazione di crescere e conoscere, nonostante gli steccati che saprà abbattere. Azione! Ad Olzai sono terminate le riprese di Grazia di Paola Columba. Una donna alla fine dell'Ottocento che si mette in testa di diventare una scrittrice a Nuoro è stata una cosa abbastanza straordinaria per quei tempi. Il film vuole raccontare proprio questi anni, cioè gli anni della sua battaglia con i fatti, ovvero con la sua determinazione nell'andare avanti, nel voler scrivere, nella scrittura. Messaggio attuale di incoraggiamento e determinazione. L'attrice protagonista Barbara Pizzianti lo sente sulla sua pelle. È un personaggio così importante per noi sardi e è un personaggio anche molto complicato perché ovviamente mi ci ritrovo anche molto in lei. Lei aveva un obiettivo nella sua vita e ha fatto di tutto per raggiungerlo. Giacomo Fadda è Santus, fratello della scrittrice. Dopo che il padre muore nella storia ha tutto il peso, diciamo, del ruolo dell'uomo come doveva essere al tempo, no? Come se fosse il padre di famiglia. Non rispecchia proprio le ambizioni della famiglia, soprattutto le ambizioni di Grazia, per questo che il rapporto tra Grazia e Santus è un po' conflittuale. Girato interamente in sardo col sostegno della Sardegna Film Commission e anche uno spaccato storico, la produzione è andata alla ricerca dell'isola di fine Ottocento, ritrovandola in luoghi sospesi nel tempo, come il mulino di Olzai appunto, e poi a Oroseio, Galtellì, in uscita a novembre nel cast anche Donatella Finocchiaro e Galatea Ranzi.